Ed eccomi qui, stavolta sono con il signor Sergio che si è rivolto allo CGIL in modo particolare di Rovigo perché aveva una situazione alquanto complessa. Qui parliamo sempre di difficoltà nel tempo passato di versare i contributi, quindi signor Sergio, grazie di essere qui con noi, di raccontarci la sua storia. Lei intanto quanti anni ha? Tanto non li dimostra, però ce li può dire, visto che non è una signora. Io fra 4 mesi ne faccio 70. Quindi Portati benissimo. Se muoio me ne scrivono 60. Adesso facciamo gli scongiuri, facciamo gli scongiuri, non importa così 70, bene. 70. Allora, ci racconti un po' la sua storia, perché anche la sua è abbastanza travagliata. No? La mia storia è stata questa, che avendo sempre lavorato nel privato, naturalmente in una fascia di privato dove prevaleva fino almeno, penso, anche tuttora, insomma, il concetto, sa, più si fa il fora busta, era questo, è meglio se. Perché questo vuol dire... tanto dopo, basta gli ultimi 5 anni, perché ora c'era il discorso del retributivo, eccetera. E come le tante persone invece purtroppo è venuto il giorno che c'è stata la signora Fornero, che ha detto basta adesso. Giustamente, perché dice dobbiamo salvaguardare i giovani, no? Perché se no salta tutto questo discorso. Non vale più il retributivo, vale il contributivo. E a quel punto lì è caduto un po' i suoi presupposti. Che per gli ultimi 5 anni si innalza il livello di denuncia per, naturalmente, eccetera, eccetera. Va bene, succede. Nella vita possono succedere anche altre cose peggiori. Lei quando è andato in pensione? Praticamente, dunque, siamo nel 67, nel 64, mi pare, 65, no, 65, fine 65. Fine 65 cosa ha fatto? Ha iniziato a lavorare? No, scusa, hai 65 anni, quindi, 65. 4 anni fa, quindi poco tempo fa, fine 2013. Ah, perfetto, quindi pochissimo tempo fa. E praticamente così, vabbè, ok. Mi rivolgo a un CAF, non CGIL, eccetera, a cui do l'incarico per fare i conteggi, cioè per mettere in piedi, per controllare, qua me lo fanno, vabbè, ok, basta. Dopo un anno con loro dico, potete controllare così, ma perché sì, va che è tutto a posto, non preoccupate. Andando ad accompagnare mia moglie a fare la spesa al centro commerciale Due Torri di Rovigo, vedo che a un certo punto c'è un ufficio del CAF, eccetera, CGIL, che aveva fuori, hai controllato che qua... hai controllato la pensione? Aspetta, aspetta che non l'ho proprio controllata. Se l'ho controllata, allora, intanto il tempo ce l'ho, vado, mi prendo l'appuntamento con l'addetto, col funzionario, parlo, mi illustri, dico, portami le tue carte e porta anche quelle della moglie, eccetera, eccetera. Perché anche la moglie... Perché la moglie ha un'altra storia ancora, cioè praticamente lei, diciamo che quasi non ha, sull'attività lavorativa ha avuto solo 10 anni di contributi versati. Di contributi, perché tutto il resto era proprio così a uma, come dicono a Napoli. E così controlla, ci vediamo, chiamo io quando sono pronto, mi chiama, dice anche qua. Vi manca questo. Dico, manda avanti per carità. E il fatto è che naturalmente il 1° dicembre del 2016 ci siamo visti a un accredito di circa 3.000 euro. Caspita, che non vi aspettavate. È stato un regalo, insomma, ecco, perché effettivamente c'era... Erano soldi che avreste dovuto ricevere, che però non avete mai ricevuto perché non l'avete neanche chiesti. Sì, no, ma io pensavo che l'altro CAF, se queste cose sono per tutti, no, adesso per carità non erano strutturati come quelli dello non SPI. voglio parlare, dire chi è quell'altro CAF, però insomma, e da lì insomma ecco è nata e adesso praticamente
farò ogni anno, andrò lì e controllarmi. Non si sa mai che ci sia qualche cosa in più, anche perché con 70 anni qualcosa cambia. Allora, le faccio in bocca al lupo intanto. Sì. Grazie anche a lei, signor Sergio. Lasciamo il posto a Maria Pistorello, sì, perché così ci spiega bene che cosa è il meccanismo che si è innescato. Grazie ancora, arrivederci, grazie. Allora, un caso emblematico, perché mi sa che nella situazione del nostro signor Sergio da Rovigo ci sono tante persone. Maria Pistorello, ben arrivata. Buonasera, buonasera. Sì. Che dire, perché certo, che persone che ricevevano così, anche con piacere, il cosiddetto fuoribusta, perché poteva andare bene per un certo periodo, sì, però ai noi sono cambiati i presupposti improvvisamente, repentinamente. Sì. Sì, non è una pratica, poi i dati, no, dell'evasione, dell'elusione fiscale, dell'elusione contributiva ci sono ben noti, purtroppo sono cifre spaventose. Però poi producono anche questi effetti, vabbè, contiamo insomma che le cose possano migliorare. Nel frattempo noi abbiamo a che fare poi con le persone che nell'arco degli anni diventano anziane, vanno in pensione e hanno la necessità insomma di continuare a vivere, di continuare a mantenersi, eccetera. E questi sono dei casi, altri casi, ecco, lo ricordo, noi abbiamo tantissime donne che magari hanno lavorato il minimo, infatti io stavo una volta erano 15 signore, anni, no, il minimo per poter andare in pensione. Adesso con la legge attuale il minimo per avere la pensione con l'età di vecchiaia sono i 20 anni di contributi versati. Ecco, io nei controlli che noi facciamo troviamo tantissime donne che sono in queste condizioni e che quindi hanno lavorato, poi non è che hanno lasciato per chissà quale motivo, ma magari per dedicarsi al lavoro di cura all'interno della famiglia, quindi per accudire i loro figli quando erano piccoli, magari per accudire poi le persone che nell'arco della vita diventano non autosufficienti, che avevano bisogno di assistenza nella propria famiglia, non avendo i servizi poi pubblici a disposizione, no? Vabbè. Però ecco, questa sera allora volevo partire proprio dall'esperienza del nostro pensionato, del nostro Sergio. Allora lui è venuto lì e è venuto a controllarsi la pensione perché ha visto i manifestini nostri fuori con scritto controlla. Dai un'occhiatina alla tua pensione, eccetera, che male non fa. E quindi insomma poi ha scoperto che aveva le condizioni per avere l'aumento della pensione, per avere la maggiorazione sociale e per avere anche la 14ª mensilità, perché adesso magari le vediamo un attimo in dettaglio, però ai pensionati e alle pensionate che sono all'ascolto voglio dire questo. Allora, è già disponibile in linea nel sito dell'INPS, è già disponibile la busta paga dei pensionati del 2017 e anche la certificazione dei redditi, quindi se non fate la certificazione dei redditi, perché in questo caso il CAF la acquisisce automaticamente, ma così non avete piacere di vedere il resoconto dei vostri redditi e comunque sia per sapere un po' il prospetto della propria pensione di quest'anno, passate dalle nostre sedi, perché noi abbiamo l'autorizzazione, insomma, su vostra richiesta, insomma, di stamparvi sia la busta paga che la certificazione dei redditi. Lo possono fare anche i pensionati che hanno il PIN, il proprio PIN, quindi lo possono fare automaticamente dal sito dell'INPS, ma noi sappiamo, no, quanti pensionati e pensionate di una certa età, perché adesso tutti noi bene o male sappiamo usare il computer, però la stragrande maggioranza dei nostri pensionati e pensionate non lo sanno fare. Venite da noi che lo facciamo noi per voi, ecco, vi aspettiamo nelle nostre sedi per questo. E questa sera allora facciamo anche un po', volevo fare un po' il riepilogo, no? Allora, mi raccomando, in presenza di pensione bassa, e per bassa cosa intendo? Intendo una pensione che sia meno di 500 euro. No? Sappiate, se avete sia uomini che donne, ma magari è più facile una donna che un uomo proprio per le questioni che dicevo prima, potreste avere diritto all'integrazione al trattamento minimo, quindi venite nelle nostre sedi che noi se avete questo diritto riusciamo a vederlo, vi facciamo fare la domanda e sappiate che avete diritto anche a 5 anni di arretrati.
Poi sappiate che a partire dai 60 anni di età, poi insomma va in maniera graduale, ci sono... Abbiamo una grafica che ci si può supportare. Allora c'è una grafica, chiedo alla regia se gentilmente ci manda la grafica della maggiorazione sociale o incremento. Perfetto, perché vi faccio vedere, eccola qua, vi faccio vedere che se avete una pensione intorno ai 500 euro in questo caso e però insomma non avete, anche se siete da soli, va bene, i riferimenti sono questi, dovete non avere altri redditi, ma anche se siete coniugati, si mette insieme, si vedono i redditi vostro e del coniuge, come vedete se siete dentro a questi limiti che sono scritti qui, quindi vi faccio un esempio, se avete 60 anni di età, no? E avete il vostro reddito non supera i 6.800 euro all'anno, vuol dire i 500 euro al mese, e assieme al vostro coniuge non superati i 12.600 euro, sto parlando sempre lordi in questo caso qua, avete diritto ad avere già un 25 euro al mese in più e così via. Vedete che come aumenta l'età aumenta anche l'aggiunta, i soldi in più sulla pensione di cui potreste avere diritto, fino ad avere un massimo. Però qui 70 anni di età, ma anche prima, ma non sto qui a dirvi perché, venite da noi che poi lo vediamo, potreste avere anche diritto a 136 euro di aggiunta mensili in più sulla vostra pensione, sempre ferme restando queste condizioni. Quindi questo è per dirvi, guardate, che con l'età potreste avere maturato il diritto ad avere la maggiorazione sociale della pensione o l'incremento, magari non lo sapete, ricordatevi bene, carissimi che siete all'ascolto, che se non fate la domanda l'INPS non li riconosce automaticamente. E questa è la cosa in assoluto più perniciosa, bisogna assolutamente fare la domanda. Esatto. E tanti non ne sono consapevoli. Ecco, mi viene il dubbio, ma il signor Sergio ha detto che si sono trovati un ragguaglio di 3.000 rotti euro, che non è cosa di arretrati. Sì. Perché? E perché non si era accorto, prima sì, lui diceva che si era fatto controllare la pensione da un'organizzazione eccetera, avevano detto è tutto a posto, poi è venuto da noi, noi abbiamo già da qualche anno lo SPI-CGIL investito anche nel confezionare un programma informatico che, mettendo dentro i dati, no, della pensione, di redditi eccetera, ci consente anche in maniera rapida, consente ai nostri collaboratori di scoprire insomma se ci sono questi diritti. Poi noi abbiamo puntato tanto anche sulla formazione dei collaboratori che abbiamo sul territorio. Noi abbiamo centinaia di collaboratori e collaboratrici nel territorio del Veneto. Esatto. No, non è magia, è tanta fatica, tanto lavoro, che però ci premia, perché poi noi ai nostri iscritti, agli iscritti allo SPI-CGIL vogliamo dare un servizio completo e quindi cerchiamo di informarli e soprattutto insomma di, ecco, in casi come questi, insomma, di far recuperare rivendicare i propri diritti, no? È la cosa principale che facciamo. Poi ricordo un'altra cosa, ne abbiamo parlato qualche mese fa, adesso ve la rinfresco un attimo, la somma aggiuntiva alla 14ª mensilità. Allora chiedo sempre alla regia se gentilmente può mandare la diapositiva. La 14ª si riscuote a luglio, quindi però sappiate che quando venite a fare il controllo della pensione, quando venite a richiedere nelle nostre sedi la vostra busta paga, noi leggendo la busta paga siamo in grado di capire se voi l'avete presa la 14ª e se quest'anno è previsto che la prendiate. Quindi già, guardate, è vero che viene pagata a luglio, però con il controllo della pensione già può farsi una proiezione di cosa. E comunque quali sono le cifre in più? Allora quest'anno sono aumentate per coloro che hanno la pensione fino a 750 euro mensili lordi, sono aumentate, a luglio non avranno più un assegno da 336 euro ma di 437, sempre che abbiano lavorato almeno 15, abbiano versato fino a 15 anni di contributi. E poi vedete, no, secondo questa tabella aumentano con l'aumento degli anni di contributi versati. Ricordo una cosa, che da quest'anno anche chi ha la pensione da 750 a 1000 euro mensili lordi ha diritto alla 14ª, con le cifre però della prima colonna, quindi chi ha
per dire oltre 25 anni contributi versati a meno di 1.000 euro al mese lorda di pensione ha diritto a 500 euro di 14esima. Questi anni l'anzianità contributiva è aumentata di 3 anni se si tratta di pensionato che ha svolto lavoro autonomo. Per sapere se si ha diritto o no alla 14esima, guardate che si fa riferimento solo al reddito del pensionato o della pensionata, non a quello coniugale. Quindi insomma ci sono possibilità. Poi vi dirò, l'INPS la dovrebbe erogare automaticamente, almeno la legge così dice, ma abbiamo visto il caso del signor Sergio prima e della sua signora, che entrambi ne avevano il diritto, però non è arrivato automaticamente, hanno dovuto poi fare la domanda e gli sono stati riconosciuti gli arretrati. Delle volte capita, e ci è capitato davvero spesso di vedere una modalità come questa. Poi ricordo ancora, cari pensionati e care pensionate che ci state seguendo, che avete diritto anche all'assegno al nucleo familiare, a quelli che chiamiamo così gli assegni familiari. Che sono di 2 tipologie, esatto. Questo è l'assegno al nucleo familiare. Allora, guardate che sempre anche questo lo scopriamo guardando, controllando la vostra busta paga, vediamo se ce l'avete, perché anche con redditi abbastanza alti, diciamo così, insomma non redditi bassi, certo, avete diritto ad avere un'aggiunta se avete marito e moglie, insomma se superate i redditi iscritti in questa tabella. Adesso io ve l'ho messo indicativamente per dirvi che potreste avere 46,48 € in più al mese per effetto di questo assegno al nucleo familiare, fino ad avere o 36, insomma dipende dalla fascia di reddito. Quindi adesso l'abbiamo messa qua solo in modo indicativo, però chiedo alla regia di mandare anche l'ultima tabella, perché in presenza di una persona che ha la pensione di reversibilità ed è invalida, eccola qui la tabella, può avere l'assegno al nucleo familiare anche se è da sola, quindi unico componente invalido, titolare di assegno di invalidità. Può avere la pensione maggiorata, come vedete, se ha la pensione fino a 27.000 euro, quindi non una pensione bassa, può avere diritto a 52 euro al mese in più per effetto di questa normativa, no, che prevede che venga comunque erogato lo stesso l'assegno al nucleo familiare. Che non è cosa da poco, bisogna sempre ricordarlo. Assolutamente. Però andare a controllare, farlo verificare. Dove andare come sempre? Allora, vediamo la nostra bella locandina verde, adesso chiediamo alla regia se ce la può mandare. Con tutte le sedi da allora, contattare. Qui ci sono le sedi. Allora, se non intanto io vi faccio, lo sapete, sempre questo appello, se non fate già parte della grande famiglia dello SPI CGIL, entrate a farne parte, perché guardate che lo SPI cura i vostri diritti, no? L'abbiamo scritto nella locandina, ma è vero, noi insomma ci teniamo molto, ecco, a tutelare i pensionati e le pensionate che sono iscritti allo SPI CGIL. E qui ci sono tutte le sedi provinciali, come vedete c'è il tempo, se non conoscete la sede SPI più vicina a casa vostra, c'è il tempo per scrivervi il numero di telefono, quindi chiamate la nostra sede, chiamate in orario d'ufficio, chiedete dov'è la sede SPI CGIL, insomma, e tanti nostri collaboratori, tante nostre collaboratrici molto bravi, molto gentili, accoglienti, insomma, sono lì per darvi delle risposte. E soprattutto per fare una controllatina alla pensione periodica, sì, che male assolutamente non fa. Certamente. Allora, grazie Maria Pistorella, come sempre, grazie a voi telespettatori di averci seguito, pubblicità, poi ritorniamo in studio con i nostri ospiti per l'approfondimento di prima serata.